Siamo con Fabrizio Damiani e Davide Gregorutti al termine del derby perso con la Gemonese. Rimpianti, Fabrizio? Beh, rimpianti tanti, rimaneggiati molto, che comunque non è una scusa, però concedere Nardoni, Cucchiaro e Iuri non è facile, ma quello che mi fa più incavolare sono queste partenze sempre al rallentatore con errori che si possono tranquillamente evitare. Anche oggi abbiamo preso gol al sesto e questo non va bene, ecco, tutto qua. Insomma, ci voleva il tolmezzo degli ultimi minuti per tutta la partita. Ma il secondo tempo abbiamo fatto bene perché li abbiamo messi là, anche se non abbiamo creato moltissimo, però almeno abbiamo tentato di giocare a pallone, quello che sicuramente non hanno fatto loro. Davide è andato vicino al gol anche per sfortuna, è un periodo che comunque non ci gira bene, perché fra squalifiche, infortuni e quant'altro, insomma, ma non è questo, non bisogna sempre andare ad appigliarsi in questi alibi, cioè bisogna crescere in quello che chiedo io, crescere in attenzione, in concentrazione, ed è la chiave di tutto, insomma. Davide Gregorutti, partita ovviamente che tu sentivi tantissimo, hai avuto due grandi chance nel finale, anche in questo caso immagino tanto rammarico, no? Sì, tanto rammarico perché sono state due situazioni importanti, un po' anche la sfortuna, soprattutto nell'ultimo episodio, il pallone è stato salvato sulla linea di porta, il portiere battuto. Come dice il mister ha pienamente ragione, oggi purtroppo come sempre concediamo i primi 20 minuti, in questa partita qui è importante iniziare subito con la testa sulla partita. C'è rammarico chiaramente perché è sempre un derby, però ci rimbocchiamo le maniche e andiamo avanti perché il campionato è ancora lungo.